Aumentano le richieste degli esami di radiologia sul territorio ionico. Negli ultimi mesi l'ASL di Taranto ha registrato una maggiore frequenza nelle prenotazioni di TAC e risonanze magnetiche, un fenomeno preoccupante che a causa della carenza del personale sanitario ha generato lunghe file di pazienti in attesa di diagnosi e cure. Disagi che l'azienda sanitaria ha deciso di abbattere con un piano di potenziamento dell'assistenza medica, come ha spiegato il direttore generale dell'ASL di Taranto, Sante Minerva. La ASL ha coinvolto proprio i primari radiologi, pur nella carenza dei 14 radiologi mancanti nell'organico delle 3 radiologie che abbiamo, Castellaneta, Martina, Manduria e 4 con Taranto POC, e ogni primario ha garantito l'aumento delle prestazioni ordinarie già garantite con il sacrificio appunto dei radiologi e dei tecnici. I tecnici grazie all'ultimo avviso concorso, siamo riusciti ad assumerli e quindi ci ha permesso l'esecuzione base dell'esame, però come sappiamo l'esame deve essere refertato in presenza del medico radiologo e quindi i pochi radiologi presenti si sono dati disponibili per aumentare la produttività. Il progetto, attivo dall'1 settembre fino al 31 dicembre, ha l'obiettivo di rafforzare le prestazioni sanitarie come visite specialistiche e diagnosi strumentali e di potenziare la presa in carico dei 3 codici di priorità U, B e D, che come ha evidenziato il commissario straordinario dell'ASL di Taranto, Vito Gregorio Colacicco, corrispondono rispettivamente alle richieste di analisi urgenti con risposta entro 72 ore, brevi con una risposta entro 10 giorni e differibile con una risposta entro i 30 giorni per le visite e 60 per gli accertamenti. Per quanto riguarda i primi 3 codici di priorità, noi abbiamo attivato la presa in carico e quindi chiamiamo noi nel momento in cui non siamo in grado in quel momento di dare la risposta e soddisfiamo nella maggior parte dei casi la domanda. I direttori delle strutture lavoreranno il sabato, lavoreranno anche la domenica proprio per aumentare l'offerta e quindi dare risposte in tempi ragionevoli. Un vero e proprio patto sanitario che promette ai cittadini l'eliminazione dei disagi attraverso l'erogazione su tutto il territorio di 1140 esami di radiologia tradizionale, 774 TAC, 721 risonanze magnetiche, 340 ecografie, 72 PET, 68 interventi chirurgici e 943 visite specialistiche. Un'offerta aggiuntiva di servizi che andrebbe a soddisfare le numerose richieste da parte dei pazienti.